Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Sigfrido, tocca ripescare un detto latino: errare humanum est, perseverare autem diabolicum. E delirare, a maggior ragione, ci verrebbe da aggiungere in modo un po' prosaico, di fronte al rilancio fatto contro ogni percezione del ridicolo e del comico involontario da Sigfrido Ranucci oggi su Repubblica, perché i cronisti amici si sono recati a un evento di presentazione del suo libro a Lavarone e hanno avuto un colloquio con Ranucci che non solo, come dire, non ha il buon gusto di tornare in modo sobrio, anche silente, non è obbligatorio sempre concionare e sermoneggiare nella realtà, ma rilancia nel complottismo contro di lui, ovvero contro il giornalismo indipendente, addirittura la magistratura, perché Ranucci incarna, cioè la persona di Sigfrido Ranucci, nelle cronache recenti francamente più collegabile a un personaggio minore della cinematografia dei Vanzina, nella sua autopercezione allo specchio corrisponde addirittura al giornalismo indipendente e anche alla magistratura. Ma leggiamo il virgolettone con cui Repubblica apre questo colloquio con Sigfrido. Un mandante sopra Walter Lavitola? Mettete in fila tutti i nomi e capite chi è, o meglio chi sono. Quali nomi? C'è sempre questa evocazione per cui è l'io so di Pasolini, no? Io so ma non ho le prove. Peccato che già era insostenibile in bocca Pasolini, Ranucci e Ranucci. Quali sono questi nomi? Li faccia o abbia il buon gusto di, come dire, rintanarsi in un saggio mutismo. E invece c'è una chiara regia nella manovra della comunicazione successiva alla bomba contro di me, un piano globale, un piano globale. Io poi vorrei sapere quali sono queste teste d'uovo che vivono 24 ore al giorno con l'ossessione di Ranucci al punto da allestire un piano globale. Ma chi se ne frega di Ranucci? Comunque, un piano globale con noti terminal interni nell'informazione controllata dalla destra italiana. Quindi le centrali di questo complotto globale sarebbero, deduciamo, le testate giornalistiche di centrodestra. Io un po' le conosco, le bazzico, vi assicuro che non ho partecipato a riunioni o a piani globali contro Sigfrido Ranucci, ma insomma questo è. Continua. L'obiettivo è la delegittimazione della magistratura e del giornalismo indipendenti. È sempre molto modesto, però è già buono che non si sia di nuovo paragonato a Falcone, Borsellino e Aldo Moro. Oggi rappresenta semplicemente il giornalismo indipendente tout court e perfino la magistratura. Obiettivo di questo un complottone è arrivare a una democrazia della sorveglianza fondata sull'allarme sociale. Disegno trampiano, ma sì, ma mettiamoci dentro anche il puzzone d'oltreoceano che funziona sempre e arricchisce sempre il menù complottardo. Disegno trampiano, che però guarda caso, perché non gliela fai a Ranucci, ai giornalistoni d'inchiesta italiani, non riesco a non ridere francamente, ma che però guarda caso questo disegno trampiano riprende il piano di Licio Gelli e della P2, un altro sempreverde straordinario, centrali dell'informazione controllate dalla destra, disegno trampiano della sorveglianza, piano di Licio Gelli e della P2. Capite? Allora le soluzioni sono due: o Ranucci crede a questo quadro che ha dipinto su Repubblica, e allora, ma veramente col cuore in mano e nel suo interesse, non rimane che l'ambulanza e le cure del caso per farlo stare meglio, oppure, direbbero a Roma, c'è sta a perculà, perché è stato smascherato nella sua prosopopea infondata, nel fossato direi abissale tra la retorica del puro giornalismo d'inchiesta in difesa delle libertà dei cittadini e il quadro di sottopotere romano che si tentava maldestramente di imbastire davanti alle cozze e alle vongole nel ristorante di La Vitola.
Per cui quindi stanato in questa nel fatto che il ranuccismo vero è venuto a galla, sta adottando la tattica di rilanciare sempre di più nell'inverosimile, perché tanto qualcuno ci crederà. Noi, francamente, Sigfrido, no, non sei il giornalismo indipendente, non sei la magistratura, non c'è un complotto globale che va da Trump a Licio Gelli, passando per le sedi dei giornali Angelucci o di Radio Libertà. Semplicemente stai accumulando una serie di figure di palta. Grazie a tutti, a domani.